Chiribar, il gelato, la musica, la professionalità. Ciao! Vi aspettiamo al Chiribar, centro commerciale Riviera di Sorso. Ciao! Ristorante Pizzeria da Babette ti offre un ambiente accogliente e particolare, dove trovi tutte le sue specialità di carne, pesce e pasta fatta in casa. Da Babette, Sassari, via Arborea 11. Antonio Zallo, allora, nono torneo Carro e Frau, è il grande cuore della Sardegna che ritorna il 22 maggio allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Quali saranno le novità di quest'anno? Partiamo chiaramente dalla partita inaugurale. La novità più grande è la presenza della Smemoranda Comedians, che per la prima volta viene qui in Sardegna, e questo a noi ci fa veramente molto piacere. Avremo tutti i comici di Zelig, Aldo Giovanni e Giacomo, Jalapas Band e tantissimi altri componenti che fanno parte della rosa, ma non possiamo ufficializzare già da oggi la loro presenza. Però di questo ne parleranno i responsabili della Smemoranda. Invece siamo veramente felici che scenderà quest'anno, dopo un anno, Ettore Bassi come padrino della manifestazione, e poi vestirà la maglia della rappresentativa Isola Sarda, e questo ci lusinga veramente. Allo stesso tempo io desidero ringraziare il Cagliari Calcio e il Banco di Sardegna, che hanno messo in palio la maglia ufficiale e originale di Gianfranco Zola, e la Torres Calcio Sassari, che ha messo in palio la maglia di Tore Pinna, Marco Sanna, e Monica Placchi ugualmente, insieme a Emanuele Rotondo e Alessandro Manca. E queste magliette verranno date per lo striscione più grande a per la maglia di Gianfranco Zola, la maglia invece di Tore Pinna per lo striscione più simpatico, e la maglia di Marco Sanna per lo striscione più rappresentativo, ecco, quello più significativo della manifestazione. Invece per Monica Placchi, Emanuele Rotondo e Alessandro Manca verranno consegnate a sorteggio per tutti coloro che saranno lì all'interno dello stadio. Tra gli artisti che si presenteranno questo sabato alla partita, Smemoranda Comedians, Paniatti con noi, con nome stranissimo tra l'altro, uno degli ospiti, uno degli artisti per l'appunto di Smemoranda. Sì, Paniate, il mio cognome è... Paniate? C'ho quello, sì, Davide, Paniate Davide. Di Paniate Sant'Anastaso, duo comico, e sì, veniamo anche noi, e certo, appena ci hanno chiamato siamo corsi. Parlami di questa manifestazione. Manifestazione bellissima, non dovete mancare, sabato 22 maggio a Sassari, ore 17, tutti al campo. Chi verrà a questa manifestazione? Chi saranno gli artisti che parteciperanno alla manifestazione? Allora, gli artisti di Smemoranda Comedians rappresentano la comicità italiana. Quindi, facciamo proprio l'elenco: Aldo, Giovanni, Giacomo. Sì, ok, l'elenco è di questi che ci sono, però non sappiamo ancora chi riuscirà a venire, perché gli impegni in questo momento... Sarà una sorpresa. Sì, sicuramente saremo rappresentativi, perché se andate a vedere il nome da Aldo Giovanni Giacomo, Pali Dispari, Max Pisu, Fontana, Gabriele Cirilli, Jalapas Band, potrei andare avanti 2 ore. Non sappiamo ancora chi riesce a venire, perché in questo momento gli impegni sono veramente tanti. Però siccome l'elenco è di 40 persone, ne vengono 20, va benissimo. Sabato 22 maggio, ore 17. Venite prima, che è più divertente, tanto noi siamo lì a fare gli scemi, cioè di calcio se ne vedrà ben poco, però ci divertiamo. Il sabato, lo ricordiamo ancora una volta, lo ripetiamo, ma è importante che tutti quanti voi andiate in questo bellissimo stadio di Sassari. Non bisogna mancare, insomma, questa manifestazione. Tu fai parte di Smemoranda, Gabrioschi, ma non sei tra i comici. Non sono tra i comici, però garantisco che in campo faccio ridere abbastanza. No, però, no, a parte scherzi, no, non sono tra i comici, in realtà faccio parte della struttura Smemoranda, quella commerciale, mettiamolo in questi termini. Questo comunque non pregiudica il fatto che è importantissimo essere allo stadio sabato prossimo 22 maggio allo stadio Vanni Sanna di Sassari. L'incasso sarà interamente devoluto, che parola difficile, all'associazione Lotta alla distrofia muscolare, per la quale noi siamo fieri di essere in Sardegna,
e partecipare a questa manifestazione sperando di poter incassare il più possibile. Vi faremo ridere, questo è garantito. Non io che probabilmente non potrò essere in campo, ma vi faremo ridere, soprattutto gli altri. Cercheremo di essere il più rappresentativi possibile, faremo questo sforzo massimo e a tutti i sardi per noi è veramente un orgoglio essere qui. Smemoranda è il primo anno che viene in Sardegna a giocare e spero che questa esperienza si possa ripetere anche nel futuro. La mossa, ti hai mangiato un gran mare di panna, è la sorte che ti accompagna, ti hai mangiato la confettura, ogni male c'ha la cura, ti hai mangiato i fiori di bosco, sei caduto dentro un fosso, oi 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 ai, oi oi. Limipari, il divertimento sotto le stelle. Sotto le stelle. 5 soldi, non li spendere tutti tu. Nell'effetto dell'estate 5 soldi, balla tu. 5 soldi, sotto il sole ci sei solo tu. Francesca Arcadu con noi, ben trovata. Piacere, sono Francesca Arcadu, presidente dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, è l'associazione che quest'anno riceverà i fondi raccolti durante la partita del cuore e i fondi che verranno raccolti appunto durante questa partita li destineremo all'ultimazione della ristrutturazione della casa vacanze per disabili che si trova a Platamona. Al momento mancano soltanto gli arredi per poter inaugurare, come noi speriamo, entro il 2004 la casa vacanze, totalmente accessibile, totalmente attrezzata per le persone disabili e speriamo che ci siano quanti più spettatori possibili alla partita in modo tale da raccogliere ovviamente molti fondi, in modo tale da avere gli arredi migliori e chiaramente siamo interessati in questo senso. Allora, facciamo un comunicato di quelli esagerati. Sabato questo noi vorremmo che tutti i sassaresi e non solo i sassaresi venissero al Vanni Sanna, perché è importante che partecipiate a questa manifestazione, primo perché vi divertirete sicuramente e poi perché credo che sia importante. Sì, anche perché come nello spirito della nostra associazione la solidarietà col sorriso, cioè fare le cose a favore degli altri però sempre con uno spirito positivo, quindi sicuramente il divertimento prima di tutto e la solidarietà insieme al divertimento. Sardegna Calcio, ma quando mai con l'associazione Artisti Sacri tu mi metti su un'altra cosa che poco ha a che fare con Umberto Graziano? Confusione. 3 sardi presenti a questa manifestazione sabato, lo ricordiamo. Onorati di essere stati inseriti all'interno di questa manifestazione, abbiamo partecipato anche l'anno scorso invece come associazione, hai giocato anche tu mi pare, no? O no? Hai giocato tu l'anno scorso? Sto facendo vedere. No. Vabbè, sì, ho giocato anch'io. Comunque la cosa più importante è che ho annullato anche un gol. L'unico gol che ho fatto in tutta la mia vita. C'è un'inchiesta su questa cosa, su questi gol annullati. L'ho parlato anche giorni fa da sindaco durante la conferenza. C'è un'inchiesta importante perché l'arbitro si è venduto la partita. La verità è questa. No, la cosa importante è che la gente venga allo stadio, perché solo con l'apporto del pubblico si può raggiungere il risultato. Scusate, questa è una trasmissione seria, abbiate pazienza per favore. Vabbè, stavamo dicendo che la cosa importante è che la gente venga allo stadio, perché sennò diventa un dramma, insomma. E poi la cosa fondamentale sono loro, noi possiamo partecipare, possiamo renderci possiamo partecipare come calciatori, ma poi alla fine la cosa importante è il pubblico, no? Senza il pubblico. E io farò lo striscione più grande. Ma la volete smettere? Voglio la maglietta di Zola, farò uno striscione lungo quanto tutto lo stadio, sicuramente. Allora, sabato. Ma smettete, stiamo parlando, scusa. Paul piaci, non è. Sabato, ricordatelo. Global per mondo. No, sabato. Sabato Vanni Sanna, Videolina. Vabbè, ci vediamo sabato. Stadio Vanni Sanna. Sabato 22 maggio ore 17. Venite prima
che è più divertente. È importantissimo essere allo stadio sabato prossimo 22 maggio allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Venite, già, venite veramente, dai, andiamo L'incasso sarà interamente devoluto, che parola difficile, all'associazione Lotta alla distrofia muscolare, per la quale noi siamo fieri di essere in Sardegna e partecipare a questa manifestazione.